Cari telespettatori, ben ritornati insieme a noi, i nostri ospiti e i nostri approfondimenti. Non possiamo esimerci da fare questa puntata, incominciamo quindi il nostro ciclo, un po' in ritardo rispetto agli anni passati, ma vi abbiamo messo il meglio di cui siete con voi sera, commentando gli esiti referendari e quindi vedremo di analizzare, di capire cosa ci sta dietro, quindi al di là delle rivendicazioni che ci possono essere di carattere politico, al di là che può essere o non essere un'espressione di voto politico oppure no, c'è un malessere, che cosa si sottende, che cosa vorrebbero sostanzialmente i cittadini. È una forma anche di appartenenza, di senso veneto che emerge rispetto alla Lombardia o qualche cosa di molto più profondo e trasversale? Vedremo di capirlo con i nostri ospiti. Poi ve li presento, anzi ve li presento subito e poi andiamo nel nostro spazio dedicato ai pensionati, come sempre, a sollecitarvi a stare attenti alle vostre pensioni con lo Spicigelle del Veneto. Ma vediamo chi c'è con noi in studio. Ben arrivato l'avvocato Alessio Morosini, Indipendenza Veneta, grazie di essere qui con noi. Buonasera a lei. Federica Pietrogrande, Lega Nord, grazie anche a lei. Eugenio Gattolin, direttore Confcommercio Veneto, grazie, per rappresentare le categorie produttive del Veneto. Ben arrivato a Michele Grinzato, direttivo provinciale PSI. E Diego Moscheni, ben ritornato, vicepresidente Comitati Territoriali Union Liberi. Buonasera grazie a tutti. Anche a lei. Lascio i nostri telespettatori allo spazio con lo Spicigelle, poi ritorniamo in studio e incominciamo.